Sono stati 365 giorni bellissimi, straordinari, intensi, impegnativi, ricchi di soddisfazioni, ricchi di emozioni. Inizia così il video che il sindaco Mario Conte ha voluto postare su Facebook dedicato ai suoi primi 365 giorni. Un anno fa oggi vinceva il primo turno alle elezioni contro l'uscente Giovanni Manildo. Il suo bilancio è totalmente positivo, questo dice non è un punto di arrivo ma un trampolino per altri 4 anni intensi. Mi piace ricordare la grande attenzione nei confronti dei quartieri, la grande attenzione rivolta al sociale, alle scuole, agli anziani, ma anche il grande salvataggio del teatro comunale e questo grande progetto culturale, turistico che vedrà protagonista la nostra città. Tante comunque sono le cose da fare, i primi 365 giorni sono passati, ma questo è un punto di partenza. La squadra funziona, ringrazio i cittadini perché ogni giorno mi trasmettono tantissimo affetto attraverso le loro osservazioni, i loro ringraziamenti e anche attraverso le loro critiche. Vi chiedo di continuare a farlo perché noi siamo qui a disposizione e a vostro servizio. Promuove anche la squadra, dunque, Conte, che aveva annunciato una verifica allo scadere del primo anno di mandato. Dobbiamo migliorare il dialogo tra di noi perché dopo un anno di rodaggio cominciamo a conoscerci anche da un punto di vista caratteriale, però sono assolutamente soddisfatto per il lavoro che stanno facendo, soddisfatto per la loro disponibilità nei confronti dei cittadini e soprattutto soddisfatto per la loro grande professionalità messa a disposizione della comunità. E per il primo anno da sindaco Conte si regala infine il termine del cantiere di Piazza Trentin. Domani verrà riaperta con 10 giorni di anticipo.